Il Friuli Venezia Giulia rafforza i rapporti con il Giappone attraverso un accordo destinato a rendere stabile la collaborazione con la prefettura di Osaka. Il memorandum d'intesa è stato firmato oggi nell'ambito della World Health Expo, la manifestazione internazionale dedicata all'innovazione sanitaria e alle scienze della vita, segnando un nuovo passo nel percorso di cooperazione avviato negli ultimi anni tra i due territori. L'intesa definisce un quadro di collaborazione nei settori delle scienze della vita, della ricerca, dell'innovazione tecnologica, del trasferimento di competenze, dello sviluppo di start-up e piccole e medie imprese, della transizione ecologica e dell'attrazione di investimenti. Le relazioni che sono state intessute in questi anni, sia in preparazione della Expo di Osaka dell'anno scorso, sia durante soprattutto lo stesso Expo, sono relazioni fondamentali che guardano chiaramente a scambi commerciali, all'insediamento di attività produttive e quindi guardano alle imprese ma anche alle infrastrutture. L'accordo punta inoltre a favorire lo scambio di informazioni, la realizzazione di progetti congiunti e il rafforzamento dei rapporti tra istituzioni, università, centri di ricerca e sistema produttivo. Il memorandum, sottoscritto dalla Regione in rappresentanza del presidente Massimiliano Fedriga e della prefettura di Osaka, ha una durata di 3 anni, con possibilità di rinnovo e si inserisce nel percorso di relazioni internazionali sviluppato anche in occasione di Expo Osaka 2025. Si tratta di un memorandum che ha un orizzonte temporale lungo, triennale, ma non soltanto, perché è possibile il suo rinnovo andando di conseguenza a consolidare le relazioni sia con il Giappone così come quelle con gli Stati Uniti che sono state intessute in tutti questi anni.